Fratelli d'Italia in continua crescita, proprio oggi un'altra adesione è arrivata nel comune di Favara e già ce n'è stata una. Ecco, facciamo un punto un po' della situazione del partito ad Agrigento dopo le recenti elezioni, dottore Pisano. Sì, il partito in provincia di Agrigento cresce e cresce veramente in bellezza. Oggi a Favara abbiamo il secondo consigliere comunale che passa in Fratelli d'Italia, che è Salvatore Giudice, un ragazzo in gamba, un libero professionista, una persona che ha preso tanti voti, è tra i più votati alle ultime amministrative a Favara, ma non ci fermiamo là. Sicuramente ci saranno su Favara altri passaggi, ma non solo, anche in altri paesi della provincia, e stiamo lavorando per fare dei passaggi di ragazzi, professionisti e gente valida che crede al progetto di Fratelli d'Italia. Oggi Fratelli d'Italia rappresenta il vero partito di centrodestra, è il partito più in crescita, lo dicono tutti i sondaggi a livello nazionale. Il nostro leader è come prima nel gradimento da parte degli italiani e quindi siamo molto contenti del nostro operato. Recentemente avete fatto anche una massiccia testimonianza relativamente all'immigrazione, a questa legge che Roma purtroppo ha un po' scardinato ai principi di Salvini. Stiamo vedendo anche lo stesso Salvini, insomma, a Catania, che ha ricevuto anche la solidarietà di tanta gente oltre il centrodestra. Insomma, cosa sta succedendo? Sta succedendo che oggi l'Italia ha bisogno di regole certe, soprattutto sul fattore dell'immigrazione. Diciamo che questa è la solita fantomatica presa in giro dei signori 5 Stelle che prima approvano un decreto, oggi ne fanno un altro, oggi ne stravolgono un altro, quindi di fatto tutto quello che loro avevano detto agli italiani, avevano promesso agli italiani, stanno facendo l'incontrario dal MES e anche di altre proposte che sono arrivate alla Camera, diciamo, al governo. Lei è un esponente di spicco regionale, si parla tanto di un rimpasto dopo Natale da parte del governo regionale, ci può essere qualche novità? No, da parte di Fratelli d'Italia noi manterremo il nostro assessorato, ci sarà qualche novità penso all'interno di Forza Italia con qualche casella che verrà cambiata, però dobbiamo dire che il governo regionale sta lavorando bene, Musumeci è un ottimo presidente, si sta facendo tanto per i siciliani anche in un momento di forte difficoltà.